Amici di 6TV, buonasera da Marco Cuoco e allora ci troviamo ad Eboli per una serata molto bella, importante, una kermesse musicale. Tra poco andremo a intervistare appunto la principale, la regina della serata, Alba. E intanto ovviamente io vi dico che ci troviamo a Eboli esattamente presso la pasticceria di Michele in Viale Tavoliello in Eboli. Allora, eccola qui Alba, buonasera. Buonasera, buonasera. Complimenti, molto giovane, molto bella. Grazie, grazie mille. Una bella voce per una bella donna, è un grande successo, appunto questi sono i tuoi, come dire, miraggi, ma anche i tuoi obiettivi. Obiettivi, sì, obiettivi, spero che sarà solo un inizio di una lunga carriera, insomma, è un sogno che ho da bambina, per cui mi auguro che veramente riesco ad entrare nel cuore di molte persone stasera. È solo un crescere, diciamo. Certo, ai confini del cuore, Alba. Allora, il cuore che è sempre più, come dire, anche sacrificato, sono anche tempi diversi, la canzone italiana sta soffrendo, quella melodica altrettanto, però ecco, ci sono poi importanti lavori quale quello tuo. Certo, l'importante è cantare sempre con il cuore. Se uno canta con il cuore, emoziona anche il cuore delle altre persone, no? Quindi questa per me è la prima cosa, io mi emoziono prima io, quindi emoziono anche gli altri. Quante persone fai emozionare ogni giorno? Quante persone ti attestano appunto che tu sei importante per loro? Tantissime persone, anche persone che insomma passano un periodo diciamo un po' così, no? Magari non felicissimo. Quindi diciamo che la mia musica a volte do delle speranze, delle forze e questa per me è la soddisfazione più grande, anche dei bambini che mi seguono, che amo, quindi io sono mamma anch'io, quindi ho un piccolino che ecco, ha fatto pure un videoclip con me e abbiamo raccontato ecco, appunto la sofferenza che si chiama I Mugliere Carcerate, un brano diciamo, del disco ed è proprio lì insomma, che abbiamo dato la forza e la speranza a queste persone che passano un brutto periodo. Questa è una cosa che ci tengo a dirla, noi il neomelodico diciamo, ha pure un pubblico dicono ridotto, no? Perché magari a volte ci dicono, dici guarda tu fate degli inni alla criminalità, non è assolutamente così e noi raccontiamo la Napoli pulita, raccontiamo tante storie, per cui noi siamo solo vicini a delle persone che passano dei brutti periodi e c'è anche la canzone insomma che rallegra le giornate, quindi è un misto di canzoni. Ovviamente il tuo compito è quello di dare speranza, fiducia, quindi è anche un risultato sociale quello che fai, che compi tu, quindi la canzone che porti avanti è impegnata e anche ovviamente con un valore eccesso. Certo, sì, assolutamente sì. Bene, allora parlaci di questa conoscenza, collaborazione, amicizia con un cantante già affermato, col quale hai cantato un paio di duetti da tanto tempo, quindi lo stai seguendo e lui segue te, Anthony. Assolutamente sì, niente, è iniziato diciamo tutto così con un duetto ed è proprio lì che lui ha ascoltato la mia voce, ha capito insomma che ero intenzionata a fare questo lavoro discografico e ha deciso di seguirmi e diventare ecco, appunto il mio padrino artistico. E sono solo felice e lo ringrazierò sempre, fino alla fine. E quando è che ha colto la nota positiva in te? Ma diciamo che lui appena mi ha conosciuto, subito, è nata subito questa amicizia forte e così poi abbiamo collaborato subito insieme ed è diventato ecco appunto il mio padrino artistico, quindi davvero una persona molto umile e un grande uomo, per cui veramente tutto positivo. Bene, e poi c'è un'altra collaborazione importante con il maestro Sgambati. Assolutamente sì, vale lo stesso, c'è una persona che, devo dire la verità, quando sono andata da lui era un pochino, diciamo, non sapevo manco io come comportarmi, invece lui mi ha seguita veramente dall'inizio alla fine e ancora mi insegna tante cose. Ed è lì che ho registrato ecco appunto il disco da M61 Record. Al maestro Sgambati. Ma io dico una cosa, che a volte più si è famosi, importanti, però più si è umili ed è quello il valore aggiunto che poi aiuta chi sta partendo e magari con tanti sacrifici lo fa come te esattamente. Ma certamente, quella è la base di tutto, è l'umiltà. Se sei una persona umile allora vai avanti in questo lavoro, se no secondo me è inutile partire proprio. Allora, una prossima stagione estiva alle porte, diciamo che la primavera già bussa, speriamo bene presto. I tuoi lavori prossimi quali saranno?
Ma sicuramente ci sono dei progetti in corso, magari qualche altro duetto con qualcuno, diciamo qualche altro big nel mondo del neomelodico, però ci sono tantissimi, questo è solo l'inizio, quindi ci sono tanti lavori da fare. Ti porterai in tour la tua voce, la tua canzone? Assolutamente sì, sempre napoletano ovviamente, quindi ci tengo a precisare questa cosa perché io facevo un altro genere prima, ho iniziato con un reggaeton napoletano. Diciamo che non è stata una bellissima esperienza ed è proprio ai confini del cuore che ho iniziato a credere in me stessa e a capire che diciamo, il genere era quello e non lo tradirei per nessun'altra musica al mondo, per cui mi piace fare Non lo tradirai, no, assolutamente no. Alba, allora noi ti facciamo i nostri complimenti da parte di Grazie, SETV, grazie. ovviamente ti auguriamo una bellissima serata, una kermesse favolosa e ti seguiremo anche in altre occasioni. Perché grazie mille, grazie e ringrazio perché state qui per me, grazie a sostenermi. Mentre già sta scendendo insieme a Nata, c'era già prima di me. O sapevi tu fai finta di niente per te farlo sa. E continua a tu nega, che non nasceva già con che là. Ma si danno vista ieri, abbracciati in macchina. Ma che uomo sei? Senza dignità e senza sentimento tu la saccare. Come fai a mariscere e fornuto chi sta buona mai, giura mai, non vedrai nessuno ma innamora, si guarda non mi può chiamare e da porci la so che importante chi te crede. Importante non è niente, tutto quello che faccio per te. Tu sei vita, mai una volta, e mi piace che sto insieme a te. Mi fai bene tutte le volte, che mi dici sei più pazza di me. Tu sei carnale vera, sei importante, firmo tempo, non esiste una chiusa le idee. Sono contenta, miezza tanta, tu hai deciso proprio di stare con me. Sono gelosa, si ti guardano, tu sei nessuno mai stata per mettere, lo fa. Na 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 già tutto quartiere tu chi sia, se fosse a te non mi facesse più vedere, ma raccomando che la mezza via, quando mi vira cagna strada, ti faccio tanti auguri, buona vita insieme a lei. Bella kermesse c'è sempre una bella presentatrice. Antonella Babbino, buonasera. Grazie, troppo gentile, grazie. Buonasera a voi e a tutti quanti. Allora, presentatrice di questa bella manifestazione, ti senti onorata, suppongo?
Sì, tanto, anche perché Alba io l'ho conosciuta in un'occasione dove ho presentato un'altra cantante per il suo CD e lei mi ha invitato anche lei per far conoscere a tutti quanti voi quello che è il suo lavoro. Devo dire la verità, non so, sembrava così per caso, però ai confini del cuore tocca un po' il sociale che mi occupo io, che riguarda proprio sulla violenza, sulle donne, oppure quello che possono provare le donne, no? I vari amori che le donne possono provare nella loro vita. Ed è un piacere farlo, grazie. Ma infatti io proprio questo volevo dire, ai confini del cuore non potevo avere che una testimonial più forte di te, più rappresentativa di te. Ti ringrazio. Noi quando gli artisti cantano praticamente dicono quello che sono i sentimenti, ogni persona si riconosce in qualche canzone. La donna ha tanti tipi di amore che non ha confini, come anche l'essere umano in genere, però la donna è quella più sensibile agli amori, forti per i figli, per un uomo, per un padre, per un fratello, siamo un po' più sensibili rispetto agli altri. E vorrei chiamare anche un attimino la signora Assunta Chiarazzo, che davvero mi ha aiutata per organizzare alla grande questa mia presentazione. Sì, se è possibile un altro microfono, io non vedo giù. Ci sono le lucine avanti. Facciamo un forte applauso a Assunta. Aldo, tu sei lì? Non ti vedo. Sì, Aldo vedo. Io ti ringrazio, ok, per tutto, per aver organizzato alla grande questa festa, sei stata, levando il fatto dell'agenzia, ok, quindi che ti occupi sempre molto professionale su ogni cosa, per noi artisti, sei stata veramente come una mamma, ok, quindi veramente, perché ci sono stati un po' di casini prima di poter fare sta cosa, per i permessi, diciamo ci sono state tante... Però stasera ce l'ho fatta e mi voglio godere la serata insieme al mio pubblico. Ed eccoci ancora qui all'interno di questa manifestazione importante che si svolge questa sera qui a Eboli presso la pasticceria di Michele, in località Tufariello, esattamente una location molto bella, simpaticissima, con tanta bella gente ma soprattutto importante. E non ultima appunto la signora Assunta Chiarazzo, alla quale diamo il benvenuto. Sì. Buonasera. Buonasera, sono l'agenzia C Partenope Music di Assunta Chiarazzo. Sono 5 anni che faccio agenzia, mi piace perché la musica fa parte di noi proprio dal cuore. La sua agenzia si rivolge in modo particolare o esclusivamente alla neomelodica? No, facciamo solo neomelodico. Solo neomelodica? Sì. È un settore che poi dall'altro insomma, tira tantissimo. È grande, sì, è grande e vasto, sì. Bene, questa sera la presenza di Alba per lei qui a Eboli cosa significa? Tanto, perché l'ho organizzato tutto io e mi fa piacere che ce l'ho fatto con il cuore, se lo merita. È un grande in bocca al lupo Alba. E di Anthony che cosa ci racconta? Anthony è un grande, no per Alba, però lui ormai sono tanti anni e veramente fa emozionare, ma veramente bravissimo Anthony. Chi riesce ad emozionare alla fine vince sempre. Assolutamente sì. Penso che tu ti prenderai la giusta fetta di pubblico. Grazie. Io vorrei... In realtà, no, lo devi dire. Vai. Sì, importante non è niente, tutto quello che faccio per te. Tu sei vita, mai una volta, io mi appiccico insieme a te. Mi fai bene tutte le volte, che mi riesci sì più pazza me. Tu sei carnale vera, sì importante, firmo tempo. Più belle idee, sono contenta, mezza tanta, tu hai deciso proprio sta con me, sono gelosa, sì tu guardano, tu sei mia e nessuno mai sa da permettere e lo fa. Bene, ancora qui all'interno di questa kermesse interamente dedicata ad Alba e questa volta abbiamo qui con noi la lieta, gradevole presenza del maestro Alessandro Sgambati. Buonasera. Salve, buonasera, grazie a voi. Grazie a lei. Sono felicissimo di stare qui all'inaugurazione del disco di Alba. Speriamo che sicuramente arriverà tantissima gente in onore di Alba.
Dunque con lei Alba ha sia registrato che missato il disco. Sì, diciamo che il disco sembra riduttivo perché l'Alba con noi ha fatto proprio un percorso canoro, perché veniva da un altro genere proprio musicale. Poi successe che io gli dissi proprio così: Alba, perché non proviamo a fare una cosa a piano e voce? Praticamente da quella cosa vidi che l'anima sua era diversa proprio nell'esporsi musicalmente. E ringraziando sempre sia Checco Danza che Anthony, che sono stati proprio l'anello di congiunzione praticamente con Alba, parlai con loro e dissi: ma perché non facciamo un progetto un attimino più nostro, più logicamente melodico, più quello che lei riusciva a fare. Ed è nato praticamente questa collaborazione e penso che comunque con il giusto impegno è stato fatto un buon lavoro, sicuramente. Complimenti. Ci vuol parlare anche della M61 Records, che poi è la sua casa discografica? Sì, la M61 Record nasce, ma almeno sono 20 anni che stiamo in mezzo. Da padre musicista, arrangiatore anche lui, maestro Nino Sgambati, logicamente tramandato a me. Con le varie attrezzature moderne è stato cambiato un attimino quell'orchestrazione classica all'elettronica. Per fortuna io ho acquisito quella giusta classicità per portarla poi all'elettronica e mi ritrovo praticamente oggi con un bel po' di lavoro perché riesco a gestire le due cose. E si riescono a gestire anche i giovani che devono uscire? Qualunque cosa, sia la musica classica che la moderna, per fortuna. Avendo questa forza riusciamo a lavorare abbastanza. Allora, maestro Sgambati, noi la ringraziamo, le auguriamo una buona serata anche a lei, un buon lavoro anche per la sua casa discografica e tanta fortuna. Grazie a voi. Grazie. Signore e signori, Applausi e gli auguri vanno ad Alba con un bel applauso forte, auguri a te. Auguri. Sonunda mishkus, juru nu pot să balla și sai să cagumeru soșizi. Iisus stangerà aspettare, che tu la sa che la, ma prometto sempre che potrò decidere, lei non ti crederà. Si dovere me si innamorata, mi aspettava che per me sia vita. Con Marte non ci faccio più soltanto venire. Si tu vere me si innamorata, viene va pigliata, aspetta e nuova, tante da poca, la capita già da ci stonchia. Oh, posso attacco non chiama e che devi a figlia come facciamo a condannare da voce. Si vuoi tu sei con mia fama perché voglio dimostrare che sono più importante che lei che stasera aspetta che si doveva me si innamorata mi aspettava che per me sia la vita. Con Marte non ci faccio più soltanto venire. si come me si innamorata, viene ma pigliata, aspetta e nuova, Tante per poca, la capita già ci stanchia. io per te, e tu mondo con te, ti faccio l'amica tu, sia più importante. Vieni a qua, insieme a te giocando nuova e tutta nuova, abbracciando mare e Come fammi innamorate. Signori, l'applauso forte ad Alba, auguri. Si doveva si innamorata, viene va pigliata, aspetta e nuova. tanta da poca, la capita già da ci stanchia. Oh, posso
Signori, l'applauso forte, ma voglio forte. Hai ragione, se magari posso, non fa niente. Io volevo un applauso da parte vostra e un applauso forte va anche a una persona che poi ha aiutato anche a te in tutto, che Codanza con un bel applauso, forte e lui applauso. Che poi si è rubato tutti i soldi nostri, che è Ciro Greco, che lo salutiamo con un applauso. Un grazie, ma un applauso forte, canto 2 o 3 pezzi miei. Vai, tranquillo, okay? Ti lascio proprio. Possiamo finire il canto. Vai. È uguale, è la stessa cosa. Come sono scema che ti pensa ancora, che poi ti scrivo ancora una canzone, facesse sempre in da tutte le cose, pure se sacci che mi faccio male, pure a te, pure stasera che mi sento solo, cerca a te. E faccio ancora tutte le strade, a due da macchina mezza spugliata, vicino firme te voglio fare, come è bello sono una palla, a me passava ma innamora, come ci fatta a te lassa, e non c'ho posto di c'era nessuno, come sono male che te voglio ancora, che domanda come mai venuto, e non rispondo non ci hanno trovato, ma tu bruciarti maledetto io, che per la firma nei pochi minuti, io perdetta a te, là davanti a te, e non c'ho posto di c'era nessuno, che poi di anni come una creatura, verrei a te in fotografie, se mi conate di che posso dire, ma castigate con tutte le bugie, hai colpi naturali da passione. Voglio più forte di non fa niente, il primo roba sempre ti cancella, ma non è facile tu sei presente, ti devo tempo per farci la gente, ma perché? Non te ne vai a ridere a questa vita, ma perché? Oggi provato a scienze numerate, l'oggi spogliata, oggi recitata, perché si cose non è poi vita, e se passato non puoi immaginare, giudivo dolce ma vedeva a te, ma vivi in giro solamente a te, e non c'ho forza vicino a nessuno, come sto male che te voglio ancora, che domanda non mi mai venuto, io rispondo non ci hanno trovato, a che bruciarti maledetto io, che per una firma nei pochi minuti, io perdetta a te, che mi da parte me, e non c'ho forza vicino a nessuno, che poi di anni come una creatura, verrei a te in fotografie, se qualcuno ti posso dire, ma castigata con tutte le bugie, che hai colpi naturali da passione sera. Voglio l'applauso alla forte. Sì, certo, io canto questo pezzo, poi vado a cantare anche due frate che vado a dedicare a tutti gli amici presenti e non presenti, chi non c'è, chi ha più pezzo può tornare in mezzo a noi, e poi Alberto si piglia un pezzo nuovo facile, così fa rimane in matino bene e giù. Ne pensi ma non mi salutato, non
mi fa tanti battuta, con te tutto passato, ma tenere insieme a te per una parte non è mai passato. Non può mi appartenere a chi vive con te, si è tale male a me. Nessuno mai ti porta tutto te, nessuno mai ti può portare solo, nessuno mai può morire bene a chi non è tuo solo. Tu non lo sai, che nessuno mai gira per un mondo per vedere a tu stai. Nessuno mai non va con basta, ti fa tutto assai. Nessuno mai può capire da te, si dà nascosto ancora, non può vedere. Forse è stato colpa mia, qualcosa ci ho sbagliato, per cercare cose da non dire, di dannata vita. Quando volevo a te, non ti portavi me, volevo fatto sì. Nessuno come a me, che sa d'amore, tu che sei a sapere. Ci siamo? Poi nessuno mai, nessuno mai non ho portato sulle notti di mare. Nessuno mai può volere bene bene chi non è tuo solo. Tu non lo sai, che nessuno mai ci dà sapere, vuole vedere a te stai. Nessuno mai non va con si fa tutto assai. Nessuno mai può capire da te, si dà nascosto ancora. Bene, allora in questa serata fantastica presentazione del nuovo lavoro, il primo lavoro di Alba, è un ospite importante, sì, un importante amico, è una parola. È un amico perché i sensi, bravo, è un amico. I valori, io voglio bene Alba al di fuori della nostra passione, perché al di fuori che è un lavoro ma è una passione per noi. Io gli voglio veramente bene tantissimo e spero veramente che avrà tanto successo. C'è tanto trasporto, tanto impegno anche nel sociale in quello che state facendo voi. Sì, ci aiutiamo a vicenda. Io ripeto, gli voglio del bene, quindi finché posso e posso dargli un aiuto nel mio piccolo ci sarò. E quindi tu questa sera sei il padrino artistico di Alba. Padrino è una parola importante. Un amico. Ciao a tutti, grazie, grazie, auguroni. Ciao. Tornano stanca, troppo faticata, con pasta in mano segna la fatica, perché sti figli sono mamma e padre, che sacrificio con l'hanno cresciuta, sparando a cacca un presto può tornare, come era bella tanto tempo fa, se mio marito a Natale poteva stare. Posso essere un forte applauso a mio figlio! Ha partecipato anche al videoclip. per te perché tu sei la forza. Saluta. E la forza che mi dà speranza che mi va a campare. E tu giuro che quando 10 anni a questi 4 muri annanzi alla luce lì vedi solo a te figli miei. Ciao amore mio, ci vediamo martedì. Sono che mugliere che sta carcerata, carine e lacrime che sono caduta, stanno aspettando che l'ora settimana faccia portare sto carino in mano e vanno annanzi dicendo ai voci quando le creature poi ci domandano lo stava 20 anni che sta fuori a faticare, sono che mugliere che sta carcerata, passano l'anno e non sono mai cagnata,
emozionata, ti vicino a me. Grazie mille. Lui ha fatto il videoclip in Mogliere Carcerate, è venuto proprio, non so se l'avete visto, ma stava proprio nella parte, è vero. Sei felice? Sei felice di questa serata che mamma ha fatto? Sì? Vuoi salutare a tutti? Ciao. Vuoi dire come ti chiami? Pa. Va bene, vuoi cantare giusto un pezzettino della canzone mia con Anthony? Te la senti? La vogliamo fare insieme? Non la vuoi fare? Un pezzettino, fai sempre un pazzo quando ci mi vedi, ma non vuoi cantare? Giusto un pezzettino, la facciamo insieme? No? Ah, vergogna, basta, allora, vabbè, cosa ho deciso? Forte applauso. Continuiamo in questa kermesse serale in onore di Alba e tanti cantanti che sono convenuti qui proprio in onore suo per far da cornice. Uno dei tanti importante è Gio Collano, buonasera. Salve, buonasera a tutto il pubblico di 6TV. Mi trovo qui ad Eboli per onorare la nostra cara collega Alba per il suo nuovo inizio, il nuovo cammino e gli auguro tantissimi auguri in questo nuovo percorso. Il suo cammino deve essere sempre, diciamo, roseo, è quello che gli auguro io con tutto il cuore. Quindi un battesimo importante da parte vostra che siete già affermati in questo campo. Diciamo qui un pochino di esperienza in più abbiamo, però siamo tutti quanti uguali. È la stessa barca, è quello che diciamo esprimiamo è la stessa cosa unitamente con tutti quanti, è l'amore e tutti i sentimenti che vogliamo trasmettere alle persone che ci ascoltano. Buon proseguimento! Grazie a Gio Collano! Grazie mille! Tantissimi auguri Alba, un bacione forte da Michele Balzano. Grazie, ciao! Amore che stasera, portami in nostri pensieri, cari male cedere, e facciamo a tutti quanti, la notte sì e la notte no, chiamando innamorati, mi cedere ma canta fa, sciamma conta dai minuti. Da qui, tra i confini del mio cuore, con il sorriso di chi ha perso qualche battaglia, ma adesso pronta solo a vincere, ne hai perso qualche battaglia, vabbè, chiudiamo qui. Tutto questo grazie a te, che codanza, ti voglio bene, un bel applauso forte, sì, quello che sì, che codanza. Voglio buona serata a tutti, non andate via che ci sono ancora tanti amici che si devono seguire per voi. Grazie a tutti. Questi li ho fatti prendere per te. Grazie, auguri a te, auguri. Che a breve, quando esce? Penso in settimana, in questa settimana. E questi sono per noi. Grazie, auguri a te e un applauso forte, ma lo voglio forte per Alba e a questa bella struttura. Bene, uno dei due videomaker di questa sera di Alba. Buonasera a tutti. Eccolo qua, che codanza. Siamo qui presenti per l'evento di Alba, per la sua inaugurazione e siamo qui presenti. Quanta applicazione, quanto lavoro c'è dietro tutta questa kermesse, Checco? Tanta fatica, tanto lavoro, ma tutto per Alba che merita tanto, merita tutto questo. Pensa a te, chissà che non ti stessi cose, voglio scordare poche me, che te lo si ma abituare, a guardare da una cenare, solo che fame sopra. Grazie. Ragazzi, volevo annunciarvi che stasera sono venuto con un grande amico mio che è qui con me, Luca.
Stasera ho avuto l'onore di venire con il grande Luca di Pescheria degli Artisti, Il Sole di Notte. Ragazzi, buonasera, Pescheria degli Artisti, da Luca e Il Sole di Notte a Mura. Buonasera Ciro, ti alzi. Nella mia pescheria ogni mattina incomincio sempre così. È sempre la stessa storia, è sempre un l'ultimo dell'anno, è sempre festa. Buongiorno dalla Pescheria degli Artisti a Sant'Antimo in via Roma, da Luca e Il Sole di Notte. Con il mare e con il sole vi trovate a casa vostra, mettetevi il costume e fatevi il bagno. Non vi dimenticate la protezione perché rischiate di usionarvi. Amora, tengo i vongoli che fanno pipì, i maruzzelli che fanno i caprioli, i guapalici, i regozzi, i campi che fanno reggaeton, l'astici che ha spina, la rota a batteria, i camper 1400 a benzina turba. Ostriche, limone e champagne ti faccio crescere i capelli in capo. A casa può succedere un blackout. Un mancanza di corrente, Ciro. Allora 899 16 16 32, stiamo sulla radio Luca Il Sole di Notte, meglio come conosciuto come l'Enel, la sede principale di Pozzuoli. A luce, a lampadino, neon, fare a letto, fare all'occaseno, lampione, a capocciele stai a casa tua. 14 parole con la P, Paolo, Pietro, Poro, Pittore, Passapesero, passando per Papia, Pompise, poco presso, Porta Pia, piccolo pisello, pomato pippante. Presso il corpo umano, un stomaco, istantino, capocollo, cervello, rinamaia, pasa, pasello, sticcio, l'ernia, acetosa, c'è tiene pure la faccia da quazza. E tiene pure la faccia da quazza. Presso i centri commerciali, giocattolo, costruzione, gioco prezioso, Ronic, Sausciano, tutto a fare, Mercatone 1, Giambo, Iperfame, Socap, Discount, MD, Nuovo Moto 69, Broker Rent, Pescheria degli Artisti. Che terapia proprio? Amano un bicchiere d'acqua, dall'acqua fatta acqua tuzza, acqua fresca, acqua cucina, acqua porca, acqua tutta, acqua sicerata, acqua sala, acqua di lupina, acqua lo stocco, acquario, acquazza, acqua dovin, freschezza, bellezza, dolcezza, casezza, ricchezza, avarezza, buonezza. Applausi! Stasera mi sento di frigo per quello faccio 50 gradi all'ombra, ma non stanno. A charme, tengo la barchetta, la racchetta, la paletta, la sigella, la maschera con tuba, la boccia, la pallone, è arrivato il Babbo Natale che a spiaggia, a Befana Rivimare. Bimbi piacete, mamma voglio il latte, ciao, stai a casa tua, ciao, fammi sapere e ti alzi. Bam, applausi. E poi è nata la canzone della Pescheria, che è una terapia, non è una canzone, scritta dal grande Ciro Renna che si alza. Sì. Vai, ti alzi, maestro, musica. Voglio un bordello, voglio in mano, sarà per i giusti. Ah, lo so, ma Pozzuoli, tutta rezza ma. 1, 2, 3. E tu giuro che stai a casa tua, 50 gradi all'ombra fai paura, la barchetta, racchette o sicelle, che creature facciano un bordello, ogni domenica è sempre Natale, ti arriva in mare ma porta a Befana. Altri due artisti, altri due amici, Luca e Ciro Renna, buonasera. Buonasera. No, ragazzi, è una bella soddisfazione stare qui questa sera con Alba. Volevo approfittarne per fargli tanti auguri, le voglio un mondo di bene e lei lo sa molto bene. Che la vita possa regalargli tante cose belle e sempre il sole. Abbiamo parlato dell'amicizia che è una cosa importante. Siamo qui per omaggiarla. E quindi gli auguro tutto il bene di questo mondo e un grande successo perché lo merita, è una brava ragazza. Vorrei presentare, lo posso fare io, da cantante a presentatrice stasera, tanto ormai. Allora, io vorrei presentare una persona che tanti anni fa, no, mi vide, io stavo su un palchetto così, ero piccolina, avevo 10 anni, e dissi, ma posso fare una canzone? E sta persona mi disse, ma fammi sentire come canti. E io dissi, guarda, mo, devo cantare una canzone, però napolitano non era tanto brava, diciamo. Fece sta canzoncina e sta persona mi disse, quando farai grande, passa da me e non ti preoccupare, ti auguro tanta fortuna, tanto successo. E infatti questo prodotto che poi Confini del Cuore me lo distribuisce è... Dove sta? Ecco. Tony Taurisano! Facciamo un forte applauso a Tony. per Tony Taurisano. Ecco qua. Buonasera a tutti. Buonasera, Io ce l'abbiamo fatta. già ti ho fatto gli auguri e Sì. te li rifaccio qui davanti a tutti. Buonasera anche alla Ci Partenovo Music. Ragazzi, però un applauso, lo dovete fare perché Alba lo merita. Grazie. Okay? Allora, come diceva lei, io a un mio spettacolo una volta lei arrivò e volle farmi sentire la sua vocina. Quindi era ancora alle prime armi lei, insomma, però io credo di aver mantenuto la promessa. Io, oltre a essere un cantautore,
sicuramente qualcuno questa sera mi conosce, spero di sì, chi lo sa. Sì, Dopo 20 anni di dischi, insomma, qualcuno sicuramente mi conosce. Ho avuto il piacere anche di essere il portavoce della Geco Sound Italia, che è l'etichetta discografica che distribuisce il suo disco, quindi lo troverete in tutti i negozi, un disco molto molto bello. Vi è piaciuto? Penso che l'avete sentito questa sera. Sì, la signora Nasio, sì! Sì! Va bene. Ok, io ti lascio... Ti canto qualche canzone pure. Vai, vai. Quale mi canti? Quale vuoi sentire? È la tua festa, scegli tu. Tanto il mio fonico là ha tutte le canzoni. Nel cuore di papà tu non sarai mai sola, e quando avrai paura tu corri in braccio a me. E se nella nebbia penserai a renderti, stringi i denti e tieni duro, non abbatterti. Non è facile, lo sai, ma ricordai sempre il tuo papà. Tutta per te. Grazie, grazie mille a voi. Quindi evviva la bella musica, evviva le persone come Alba, insomma, che sono brave e meritano di andare avanti. Ed ecco qui. Io sono lusingato. Che lei ha avuto per te. Grazie, grazie di cuore, lo voglio far vedere anche a voi. Eccolo È scritto qua. l'amico artistico, guardate che non è da poco. Un ringraziamento all'amica artista Toni Taurisano per aver creduto in me. Grazie, Alba, ai confini del cuore. Io crederò sempre in te, lo sai. Sempre. Un applauso ancora a lei e grazie a tutti quanti voi e un saluto alla C Partenope Music che questa sera ho avuto il piacere di avere qua per tutto l'intervento mio. Grazie, grazie di cuore. Bene, allora eccoci qui ancora con un personaggio importante, è uno dei più importanti, tra l'altro mi accomuna anche una vecchia amicizia, Toni Taurisano. Buonasera, buonasera Marco, che piacere rivederti qua questa sera, a questa grande festa per la nostra Alba. Sì, noi ci conosciamo da un bel po' di anni. Da tanti anni, quando agli albori della tua carriera, esattamente, eri ragazzo. È vero, è vero. E mi fa una certa emozione, devo dire, ritrovarti affermato. Grazie. E ovviamente con un impegno molto molto più grande dell'epoca, di quando partivi. Assolutamente sì, io ho fatto tante cose interessanti in questi ultimi anni. Tra le tante cose ci sono delle produzioni europee che sto mettendo in commercio tra poco, insomma usciranno in lingua spagnola, quindi molte cose interessanti, senza mai abbandonare anche la musica napoletana e quella italiana che dal 2015, grazie anche a una produzione di Milano, insomma sto portando un po' in giro per tutta l'Europa. C'è un'etichetta, una casa discografica importante. Assolutamente. La Geco Sound Italia è la mia etichetta indipendente di produzione e c'è una coproduzione con la Edel Italy di Milano, che è una multinazionale, insomma, perché lavora anche in altre regioni dell'Europa, insomma, non solo in Italia. Quindi per me è un sinonimo di orgoglio questo, poter essere anche in questa grande realtà discografica. Il tuo lavoro che poi diventa anche di talent scout, come questa sera con Alba. Assolutamente sì, Alba, alla quale mandiamo un bacio e tanti auguri per questa grande serata. È una ragazza che già da anni, insomma, avevo adocchiato, avevo sentito e le avevo promesso che un giorno, insomma, avrei dato una mano a lei in questo suo percorso lavorativo. Qualche anno fa ha iniziato con me ad aprire i miei spettacoli, abbiamo girato un po' tutta l'Italia, il sud in maniera particolare, e adesso, insomma, ha realizzato questo disco che è distribuito dalla Geco Sound Italia, etichetta della quale io sono portavoce qui questa sera. Quindi hai avuto grande fiuto, davvero, complimenti. Grazie, grazie. Allora, parlaci dei tuoi lavori prossimi, proprio quelli che stai portando proprio sul palco. Ma io, per quanto riguarda spettacoli live, in questo periodo siamo un po' fermi con eventi live, perché chiaramente in inverno non si lavora tanto con le piazze, però ci sono tanti eventi privati che stiamo facendo. Per quanto riguarda TV e discografia, in TV sono presente tutti i giovedì sera proprio su questa TV che stiamo vedendo adesso, che è 6TV, tutti i giovedì sera dalle 21 alle 22:30 con Musica a casa mia, una trasmissione che va avanti da un bel po' di tempo, insomma, grazie a 6TV, e ha un grosso successo, un bel riscontro. Per quanto riguarda invece discografia, sto appunto realizzando
questi nuovi album sia in napoletano e in italiano. Sono due progetti discografici distinti e separati che spero riuscirò a mettere in commercio per l'estate che arriverà. Far salire una in particolare, nessun'altra me ne voglia, però è quella che... Vuoi venire per favore? Caterina, la ragazza che ha fatto il videoclip con Anthony. Gli vogliamo fare un applauso forte forte. Eccola qui. E te lo meriti, mi dispiace, lo so che non te l'aspettavi. Ci sono anche le mie però sorelle, io sono... Ginevra. vieni qua, anche lei è dolcissima. Lei è la mia sorellina più Vieni piccola. qua, lei è di una dolcezza unica. Sì. No, è vero, perché... Allora, tu mi hai accompagnato proprio dall'inizio, si può dire, no, in questo percorso. Quindi chi meglio di te sa. Ok, c'è tanta roba, tanto amore, veramente c'è un mondo dietro a questo disco, ti rappresenta molto e non solo te, quindi penso che questo già dica tanto. E poi un dobbiamo... altro applauso, dai, a Luisa. Dobbiamo dire che stasera più che mai il titolo del tuo CD ha avuto veramente ai confini del cuore. E poi dobbiamo ringraziare la pasticceria caffetteria Mi fate di vedere un Michele. attimo la signora della pasticceria? Sì, per favore? infatti, perché la dobbiamo veramente ringraziare. Poi voglio ringraziare il Sever perché sono stati bravissimi, vabbè, che ve lo dico a pazienti. fare, pure se non vi vedo. Non vi vedo perché non vi vediamo. Ecco, però veramente un grande applauso, ragazzi, di cuore, Complimenti, veramente. tutto perfetto, Perché preciso. Perché se noi possiamo Felicissimo. fare bene il nostro lavoro qua sopra è sempre grazie a voi, veramente, Assolutamente sì. a tutti quanti. Mentre noi ce la cantiamo, ce la Guardate che suoniamo, tanto, voi ci dovete subire. Vogliamo anche ringraziare 6TV, grazie, grazie, grazie. E niente, Ok. aspettiamo la signora della pasticceria, della... Sì, io... Aspetta, questo che cos'è? Qual è questo qua? Alba ha pensato a tu. Questo è per te. Questo è per me. Certo. Ah. Che faccio? Ci fila tutto male a te no? Ma voi, io Questo è pensavo per di... te. Ti Grazie. ringrazio assai. Mamma mia, Grazie grazie. per tutto. Un bacio. Poi, Ma no. poi. Ah, è sempre emozionante ricevere però i fiori, è Eccola sempre bello. qua. Eccola Ci qua. Tutte donne però, Sì, sì, che sì, sì. bello. Viva le donne, viva le belle donne. Allora, io ti volevo ringraziare per tutto, per la disponibilità. Noi ci conosciamo già da tanto tempo. Poi quando faceva commessa, allora non faceva manca cantare, sei un po' di fronte e lei mi ha visto proprio tanto tempo qui. Comunque ti volevo dire complimenti per tutto, specialmente per il dolce botito, ho colpa di oggi mi su 2 kg e il vestito mi va stretto. Va niente, va bene. Ok, questo è per te. Voilà, di niente. Grazie a tutti, vi aspettiamo domani a mangiare cornetti, domani mattina siamo di nuovo qua, operativi. Grazie anche se siete rimasti in pochi, rimanete qui perché c'è una mega torta, tipo 15 kg, ci possono mangiare 150 persone però. E questo qua è per la nostra signora Assunta. Grazie. Lei è una lottatrice, Assunta quando parte non si ferma mai. A te Aldo, vieni qua, Aldo, ci penso io a te, vieni qua, ti concedo il mio. Aldo Pepe, vieni qua con noi perché te lo meriti. Lo so, si emoziona. No, Aldo è quello che gliela rassicura in tutte le cose, quando viene là, tranquilli, andate avanti. Assunta questa festa non la vogliono vedere più, perché ha fatto talmente 300 chiamate a tipografia. O Palc, il signor assessore, o sindaca che vuol dire proprio. Allora, si dice che dietro a un grande uomo ci sia una grande donna. Assolutamente sì. E qua vale per la stessa cosa. Dietro a un grande uomo c'è una grande donna che è Assunta, dietro a una grande donna c'è un grande uomo che è Aldo. E veramente sono delle persone fantastiche e squisite. Ok ragazzi, io vi saluto e la foto. Ok, e vi auguro una buona notte. Ciao ragazzi. Mezzanotte precisa. Mi sono 20 anni scorsi, giuro non posso parlare, ci stai secca come non so scesi. Mi sono stanca di aspettare che tu la sai che la ma prometto sempre che potrò decidere, ma non te credo.
Si dove me si innamorata, mi aspettava che per me sia vita, pure con te non ci faccio più soltanto vivere. Si dove me si innamorata, viene a pigliata, aspetta e nuova, tanto che fa, la capita già che ci sto anch'io. Attacco non chiama e che te veni a pigliare come facciamo a condannare la voce. Si tu sei con mia fa perché voglio dimostrare che sono più importante che lei che stasera aspetta che si dove me si innamorata mi aspettava perché per me sia vita, pure con te non ci faccio più soltanto vivere. Si come me si innamorata, viene a pigliata, aspetta e nuova, tanto tempo fa, la capita già che ci sto anch'io. Io per te e tuo mondo con te, ti faccio capire che tu sei più importante. Insieme a te ci camminava tutta l'abbraccio di mano in mano, come fanno innamorata, innamorata. Si dove me si innamorata, viene a pigliata, aspetta e nuova, tanto che fa, la capita già che ci sto anch'io. Oh, basta suoia. Si dove me si innamorata, si dove